Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Scandalo sanità, dopo Schifani anche l'ASP di Trapani revoca l'incarico a Sciacchitano, arrestato per un presunto giro di affari illeciti negli appalti. Operazione Voragine a Catania, sgomberata la baraccopoli tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ruspe in azione per smantellare rifugi di fortuna. Folla commossa per l'ultimo saluto a Mary Bonanno, l'insegnante di Castelvetrano uccisa dal marito con 35 coltellate, marito che poi si è suicidato. Le 3 figlie ringraziano chi le ha sostenute. La donna sarà sepolta nel cimitero dei Rotoli di Palermo. Alla Playa di Catania attesa per la consegna delle spiagge libere. L'amministrazione annuncia apertura sabato 21. Insorge l'opposizione. Al via un altro weekend di passione lungo la Palermo-Catania con code e rallentamenti nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia. Stop di 3 mesi ai lavori invece sull'autostrada Messina-Catania. A Comiso protesta del Movimento 5 Stelle per l'aeroporto dimenticato dalla politica. Cinema al Mare Festival di Salina, premiata la regista Cristina Comencini. Pioggia di star a Taormina da Rupert Everett a Sergio Rubini. Riconoscimento anche alla cantantessa Carmen Consoli. Miglior film della 71esima edizione For Your Sake di Axel Monsù. Calcio, il Catania si affida a Pastore. A inizio settimana dovrebbe arrivare l'addio del direttore sportivo Faggiano. Sul mercato, a parte Cicerelli, si cercano altri 5 o 6 rinforzi. Bentrovati, lo avete sentito dal nostro sommario, la sanità in primo piano. Dopo la decisione di revoca presa dalla Regione, anche l'ASP di Trapani ha cessato con effetto immediato ogni rapporto con il commercialista Sciacchitano, già presidente dell'organismo di valutazione dell'azienda, agli arresti domiciliari per un presunto giro di affari illeciti negli appalti della sanità. Orazio Longo. L'ASP di Trapani ha revocato con effetto immediato l'incarico di presidente dell'organismo indipendente di valutazione al commercialista palermitano Antonio Maria Sciacchitano perché venuti meno, così si legge nella delibera, i requisiti specifici di integrità come previsto dal bando del 2022 che gli aveva conferito l'incarico. Tutto questo a seguito della notifica del provvedimento della misura cautelare interdittiva emessa il 10 giugno dal GIP del Tribunale di Palermo. La decisione dell'ASP segue quella della Regione di poche ore prima, con la quale il presidente Schifani si era detto fiducioso del lavoro della magistratura, confermando la totale disponibilità delle istituzioni a collaborare per accertare eventuali responsabilità personali. L'indagine riguarda 5 gare che secondo gli inquirenti sarebbero state pilotate in altrettante aziende sanitarie. L'ennesimo squarcio nella sanità isolana, 2 facce di una stessa medaglia. Da un lato le liste d'attesa anche di anni per una visita medica, dall'altro il giro d'affari attorno al sistema sanitario. Secondo chi indaga dalle intercettazioni telefoniche, col termine mozzarella in un'occasione si sarebbero intese le mazzette. Il super esperto che valutava le performance della regione siciliana ha ora gli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti sarebbe stato al vertice di un sistema che avrebbe gestito in modo clientelare gli appalti della sanità pubblica. Assieme a lui altre 10 persone sono finite nell'inchiesta. A Catania, sgomberata la baraccopoli tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ruspe in azione per smantellare rifugi di fortuna. Il blitz portato a termine dalla polizia. Il sindaco trantino ha detto: faremo uno sforzo per acquistare l'area. C'era per noi Tonino De Mana. Dopo l'identificazione di 5 marocchini, per tutti è scattato l'ordine di espulsione dal territorio italiano. Alle prime luci del giorno è stato avviato lo sgombero della cosiddetta voragine, incastonata tra la via Sturzo, Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ad accendere i riflettori per primi sul decreto della zona era stato il comitato dei residenti di Corso Sicilia, rappresentato da Pietro Ivan Maravigna. Ad effettuare le operazioni, alla presenza del sindaco trantino, è stata la Polizia di Stato che già da giorni controllava l'area fino all'ultimo step, quello dello sbaraccamento. Gli atti sono anche di più, perché comunque abbiamo fatto delle attività preliminari, ovviamente, perché qui dentro dormivano delle persone, prevalentemente appunto solo di notte, quindi erano persone che venivano a dormire qui, e questo ha richiesto più step da parte della Polizia di Stato con l'identificazione, l'individuazione, e anche alcuni sono stati trattati amministrativamente perché irregolari sono stati espulsi, soprattutto in particolar modo 5 originari del Marocco.
Rinfrancato il sindaco Trantino. Si tratta di un intervento cominciato 3 giorni fa, fortemente voluto dalla Polizia di Stato, che ringrazio, che ha chiesto la nostra collaborazione immediatamente e l'ha ricevuta. Lo stiamo perfezionando e nei prossimi giorni, oggi si levano gli ingombranti, nei prossimi giorni si leveranno gli altri rifiuti. È già da un mese che pende una nostra richiesta di acquisto di quest'area, così come quell'altra di via Ventimiglia, della voragine di via Ventimiglia, stiamo attendendo risposta. Il The Guardian vi dà ragione, vi strizza l'occhio. Il The Guardian ha fatto un bellissimo articolo con cui ha messo in luce il nuovo volto di Catania. Quello che noi vogliamo è una città normale. Tra i giacigli rinvenuto anche un quadro, ma la bellezza e l'arte da queste parti non erano certo di casa. E adesso a Castelvetrano, chiesa gremita da una folla commossa per l'ultimo saluto a Mary Bonanno, l'insegnante uccisa dal marito con 35 coltellate. Le 3 figlie ringraziano per il sostegno. Abbiamo sentito forte la vicinanza, la cura e il sostegno di tante persone vicine e lontane. La donna sarà sepolta nel cimitero dei Rotoli di Palermo. Laura Spanò. Castelvetrano si è stretta stamane attorno alla famiglia di Mary Bonanno per l'ultimo saluto in occasione dei funerali ufficiati da Don Rino Randazzo presso la chiesa Maria Santissima Annunziata. Nel corso dell'omelia Don Randazzo ha tratteggiato le qualità umane e professionali di Mary, conosciuta da tutti per il suo impegno nel sociale e in ultimo anche nella Caritas cittadina. L'insegnante è stato ucciso una settimana fa dal marito con 35 coltellate, lo stesso uomo che avrebbe dovuto amarla e rispettarla. Tanta la commozione nei volti di chi conosceva l'insegnante, vittima di una violenza inaudita che ha sconvolto tutta la comunità di Castelvetrano. Per tutti Mary Bonanno rimane una persona speciale per il suo impegno verso gli ultimi, verso il prossimo, verso chi non stava bene. Quando la bara della donna ha fatto la sua comparsa fuori dalla chiesa, un applauso ha rotto il silenzio che fino a quel momento regnava nella piazza. Il corpo di Mary sarà tumulato al cimitero dei Rotoli a Palermo. La città di Castelvetrano stamane si è fermata per tutta la durata della funzione pubblica in segno di rispetto, di affetto e vicinanza alla famiglia. Dalla grande distribuzione ai negozi cittadini, tutti hanno abbassato la saracinesca dei propri esercizi commerciali, unendosi idealmente al dolore della famiglia Bonanno. I carabinieri di Scaletta Zanclea hanno arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia. A chiamare i militari è stata la vittima, che ha segnalato di essere stata picchiata e insultata dall'uomo. Sul posto i militari hanno rintracciato e bloccato l'aggressore ubriaco. Un 20enne egiziano ha avuto un malore dopo essere stato rapinato in casa a Caltanissetta. Uscito, si è accasciato in strada in Corso Umberto. Quando sono arrivati gli operatori del 118, il 20enne era ancora privo di sensi ed è stato condotto col codice giallo al pronto soccorso. E adesso parliamo del caldo. Sole, ma anche polemiche, tutti al mare, alla playa di Catania, dove si attende la consegna delle spiagge libere. L'assessore Guzzardi dice saranno ufficialmente aperte sabato 21, ma l'opposizione insorge. Sentiamo perché. L'acqua com'è? Fredda e sporca. Fredda e sporca. Il sole brucia e anche se l'acqua è un po' freddina, tuffarsi garantisce refrigerio per sfuggire alla calura. È un sabato con temperature ben oltre 30 gradi, da allora tutti alla playa, dove di buon mattino si fatica a trovare un posto per stendere il telo da mare. C'è molta confusione, sì, non me l'aspettavo. E c'è anche tanto caldo? Tanto caldo, abbastanza, però non si è arieggiato. La prima cosa da fare cos'è? La prima cosa da fare è farsi un bagno, decisamente. Padre e figlio lavorano per realizzare un bel castello di sabbia. Non proprio il castello Ursino, però stiamo lavorando, un piccolo tunnel, una galleria, stiamo facendo piccole cose. C'è anche il personale per il salvataggio ed il parcheggio è a pagamento, anche se le spiagge libere non sono ufficialmente consegnate. Non vorrei che poi i catanesi si trovino sempre a non avere servizi e a dover pagare per qualcosa che in questo momento dovrebbe essere gratuita. Se dovessimo dare una data, sicuramente quella di sabato prossimo potrebbe essere una data idonea per la città ad aprire tutti gli spazi al mare dedicati appunto ai catanesi e a tanti turisti che vengono in città. Operai al lavoro nel solarium di Ognina che, ad onore del vero, doveva essere pronto il 6 giugno. Insorge l'opposizione.
Doveva essere appunto consegnato il 6 di giugno, oggi ne abbiamo 14, quindi mi pare che ci sono dei problemi evidenti nella conclusione di questo cantiere. L'amministrazione dovrebbe verificare e controllare la situazione. Appuntamento, intoppi permettendo, per sabato 21, quando saranno consegnate le spiagge libere, la passerella di San Giovanni di Cuti ed il solarium di Ognina. Al via un altro weekend di passione, possiamo definirlo così, lungo la Palermo-Catania, code e rallentamenti ancora nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. Alta ai lavori invece è sull'autostrada Messina-Catania per i prossimi 3 mesi. Ci dice tutto Marco Gulla. Arriva il weekend e anche questa settimana chi dovrà percorrere la 19 Palermo-Catania dovrà munirsi di pazienza, tanta, e scorte d'acqua. Disagi e code annunciate, comunica l'ANAS. Il punto di crisi rimane sempre lo stesso, ovvero i cantieri per gli interventi di messa in sicurezza sulla 19 tra Altavilla Milice e Bagheria. Dal chilometro 5 al 10 sono attivi 2 cantieri ravvicinati per il potenziamento delle barriere di protezione installate su viadotti e lungo la carreggiata. Il picco è atteso tra le 15 e la tarda serata di domani. Possibili le code e i rallentamenti soprattutto nel tratto interessato dai cantieri. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, informa l'ANAS, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate per evitare i momenti di maggiore congestione dell'autostrada. Niente lavori invece per i prossimi 3 mesi sull'autostrada Messina-Catania. Il consorzio autostradale siciliano ha chiuso i 3 cantieri aperti nel tratto tra Giarre e Catania-San Gregorio per la sistemazione delle barriere. Una decisione che il management dell'ente ha preso in concomitanza con l'aumento del traffico previsto per la stagione estiva e che resterà in vigore sino al prossimo 15 settembre. Dopo quella data verranno riprogrammati gli interventi finali per i quali occorreranno circa 45 giorni per la chiusura definitiva dei lavori. Protesta dei 5 Stelle davanti allo scalo di Comiso, impegnato per soli 5 voli alla settimana. Basta lacrime di coccodrillo, lo slogan della dimostrazione. Veronica Barbarino. Un albergo ad ore, non più un aeroporto ma un aereo morto, una cattedrale nel deserto. È stato definito così e in altri modi l'aeroporto di Comiso, che ad oggi, a ridosso della stagione estiva, conta 5 voli la settimana. Contro l'immobilismo dell'infrastruttura Iblea anche il Movimento 5 Stelle protesta. Basta lacrime di coccodrillo. Le lacrime di coccodrillo chiaramente sono riferite a tutte quelle forze di maggioranza, sindaci compresi, che oggi denunciano lo scandalo di questo aeroporto che sta fallendo, che oggi piangono come se non avessero nessuna responsabilità nei confronti dell'aeroporto. Ma sappiamo che non è così. La stessa regione detiene il 12% delle quote di IRSAP ed è la principale responsabile della nomina del commissario della Camera di Commercio. Perché non sono mai stati ceduti queste quote anche con un prezzo simbolico al libero consorzio di Ragusa, per esempio? Camera di Commercio che grazie ai fondi regionali con un bando ha raccolto poche e tardive tratte, secondo il Movimento 5 Stelle. Tirana da questo autunno, Nizza, Basilea e Katowice dalla prossima estate. A livello nazionale io ho voluto, con delle interrogazioni e delle interpellanze, ho voluto scuotere un po' il ministro Salvini, il quale ministro mostra scarsissima attenzione nei confronti delle infrastrutture del sud. Sediamoci a un tavolo, cerchiamo di capire cosa fare, noi siamo convinti che ci sono delle prospettive. Intanto, andata a vuoto l'assemblea che avrebbe potuto ridisegnare i vertici di SAC, si attende il 17 giugno per le nomine. E adesso il cinema a Salina si ricorda Massimo Troisi, scomparso 31 anni fa proprio sul finire delle riprese del suo film Testamento, Il Postino. Tra i premiati del Mare Festival di quest'anno la regista Cristina Comencini per il suo impegno nel raccontare con ironia e sensibilità l'universo femminile. La nostra inviata Eva Spampinato. Sull'isola dove il mare ha incontrato la poesia di Pablo Neruda e dove Massimo Troisi ha trasformato quella poesia in un indimenticabile film che divenne il suo testamento artistico, Il Postino, torna il Mare Festival di Salina. Qui fino a domenica 15 giugno il cinema si intreccia con la memoria e l'omaggio a Troisi diventa occasione per celebrare i protagonisti della commedia del nostro tempo. Ma non solo, un momento anche culturale, perché ci confrontiamo attraverso la presenza di una serie di partner istituzionali e non solo su temi importanti come quello dei trasporti, come quello della salvaguardia dell'ambiente. Salina è una regina dell'ambiente perché da sempre un'isola che ha una particolare attenzione nei confronti delle politiche green. Quest'anno parleremo di bici elettriche, di riserva naturale e poi la salute.
A ricevere il premio Troisi alla carriera quest'anno è Cristina Comencini, regista, scrittrice e sceneggiatrice che ha raccontato il mondo femminile con eleganza e profondità, rompendo stereotipi e portando sullo schermo storie intense e autentiche. Per me ha un significato particolare perché io vengo da tantissimi anni qua e ho una casa a Malfa. Dalla candidatura all'Oscar per La bestia nel cuore fino all'ultimo lavoro, Il treno dei bambini, che sarà proiettato questa sera in piazza a Malfa, la Comencini rappresenta la voce di una donna che ha raccontato con finezza, ironia e sensibilità l'universo femminile. E nella vita invece, oltre che nel cinema, che lavoro ancora c'è da fare per abbattere gli stereotipi che ancora mi sembra persistano? Penso che il lavoro da fare è fare accettare profondamente le donne, sia nella loro diversità, nella loro femminilità e la loro libertà, perché gli uomini hanno un po' di problemi, su questo lo vediamo, sulla violenza, ma anche noi, tutti quanti dobbiamo renderci conto che un mondo a due, diversi e pari, è un mondo molto più bello. Vince invece la 71esima edizione del Festival di Taormina, il film drammatico argentino For Your Sake di Axel Monsù. La regia va ad Alex Garland e Ray Mendoza invece per Warfare, Tempo di guerra. Non solo stelle del cinema hollywoodiane ma anche tanti i talenti italiani. Desiree Ferlito. Da Rupert Everett a Dennis Quaid, a Taormina ancora una parata di stelle del cinema, nella quarta serata premiazione al Teatro Greco. E tra l'arte, la bellezza e il fascino di serate uniche e preziose per la Sicilia intera, anche una siciliana d'eccellenza riceve il premio alla carriera. E tra applausi del pubblico Carmen riceve anche i complimenti dell'attore Sergio Rubini alla Kermesse per presentare il suo ultimo lavoro teatrale, Gli occhiali di Sostakovich, visibilmente ammirato e commosso. Ma poi dopo Carmen posso dire veramente ho provato una grande invidia per questa artista strepitosa. Mattatore indiscusso della serata è Alessandro Siani, irrompe e conquista con la sua comicità, con lui l'attore comico Giovanni Esposito, amici sul set e nella vita. Togliete la dura più la musica che la clip, una clip durata un secondo per far vedere tutte le cose belle è durata un secondo. E poi la star hollywoodiana Billie Zane, lo ricordiamo tutti nel ruolo di Cal, il cattivissimo fidanzato di Kate nel film pluripremiato da 11 Oscar Titanic. Diverte il pubblico il suo siparietto con Alessandro Siani, a cui l'attore statunitense si rivolge. A proposito di eccellenze, cedo a lui il mio premio. To Alessandro Siani, because I'm sorry. Thank you. Grazie Alessandro. Una breve pausa, ritorniamo tra poco invece per parlare di calcio e le novità che riguardano il Catania. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, il Catania lavora per il futuro, a inizio settimana prossima sarà sciolto il nodo DS con la società che si affida a Pastore. Centrale la questione Torre del Grifo mentre ci si avvicina al mercato. Marco Carli. Tanta carne al fuoco in casa Catania. La presenza di Pelligra, che resterà in città fino a martedì o mercoledì, è importante per pianificare il futuro. E ci sono anche le questioni immediate. Il nodo DS. Fra lunedì e martedì dovrebbe arrivare l'accordo per la risoluzione consensuale con Faggiano, che termina la sua esperienza a Catania dopo un anno. Ivano Pastore è stato incaricato di portare avanti il mercato, per lui sarebbero 2 gli anni di contratto. Il Catania potrebbe anche affiancargli un'altra figura. Questione Torre del Grifo, in attesa della decisione del giudice con i costanti contatti fra i legali del Catania e la curatela fallimentare. Non è tassativo il vincolo dei 30 giorni per dare il responso, ma è indispensabile che si faccia presto. Ufficiali le date del ritiro estivo del Catania Rossazzurri al lavoro a Norcia in Umbria da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto. Sul fronte mercato, Castellini è legato fino a giugno del 2028, può rientrare in operazione in uscita in caso di presenza di squadre interessate e con la possibilità di corrispondere al Catania una cifra che viene considerata congrua rispetto al valore
minore che la società dà al giocatore. Cicerelli rientrerà a Catania e si metterà a disposizione di Toscano. Su Cianci la terranno a tempo fino al 18 giugno per esercitare l'opzione. Su Inglese esistono le possibilità di trattenerlo, il giocatore gradirebbe, ma ci sarebbero anche squadre di B sulle sue tracce. Obiettivo: non rivoluzionare la squadra, 6-7 rinforzi e circa il doppio di giocatori da sistemare altrove. Zarbano, che come risaputo sta già lavorando, sarà ufficializzato entro il mese di giugno. E adesso il calcio a 5, la Meta Catania vince la gara 2 della semifinale scudetto battendo Genzano, domani la decisiva gara 3. Sentiamo. Entusiasmo, determinazione e consapevolezza in casa Meta Catania, che è ancora in corsa per provare a conquistare il bis tricolore. Sarebbe un'impresa storica. In gara 2 della semifinale con Genzano, davanti al gran pubblico del Pala Catania, è arrivato un 2-0 che mette la serie sull'1-1 e rinvia tutto a gara 3, che sempre nel palazzetto dello Sport catanese definirà il passaggio alla finale che vale lo scudetto. Non ci sarà Bocao dopo la munizione rimediata in gara 2, ci sarà invece Giovanni Pulvirenti, doppietta per lui, protagonista assoluto della partita, decisa appunto dai suoi gol, è autore di una stagione mostro e con 32 reti complessive. Pulvirenti segna 5 minuti dalla fine del secondo tempo, giocata corale e tocco del bomber che fa impazzire i tifosi rossazzurri. Il 2-0 arriva a 30 secondi dal termine, ancora Pulvirenti dopo l'intercetto di Musumeci e Pala Catania in festa. Si è vista una grandissima Meta Catania, un grande cuore, nonostante le assenze di Ann, di Sebi Tornatore, di Anas, ci siamo stretti, sapevamo quali erano i nostri punti di forza e all'errore di uno sopperiva l'altro, quindi sensazionale Meta Catania. La gara 3 si giocherà domenica alle 18 al Pala Catania, ingresso gratuito e probabile pubblico delle grandi occasioni per sospingere i rossazzurri verso la finale. Il Catania Beach Soccer è in finale di Euro Winners Cup, la Champions del Beach. Gli etnei hanno sconfitto in semifinale i bielorussi dello Zor con il punteggio di 7-2. Domani si terrà la finale che assegnerà il titolo appunto di squadra campione d'Europa. Ancora una breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, domani sul lungomare di Catania la terza edizione della Corsa del Ricordo, la gara podistica per professionisti amatoriali organizzata dall'ASI, Associazione Sportiva Italiana, nell'ambito della Giornata Nazionale dello Sport. Partenza alle 9:30 da Piazza Tricolore. Questa edizione sarà in memoria di Santorè, il pasticcere ucciso ad Ognina. E questa era la nostra ultima notizia. Il TG Sicilia termina qui. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata.